Incontro a Portotolle al Centro Sportivo Milani sulle sfide educative nella terra più giovane d'Italia, ridisegnare il futuro, con la professoressa Daniela Lucangeli. Lei ha parlato di fragilità degli adolescenti, dei giovani. Sono più fragili i giovani o i genitori in questo momento? Ma io credo che vorrei fare una gara alla capacità di aiuto reciproco. Sarebbe il momento di rovesciare l'ottica. Siamo fragili tutti e la giornata di oggi cerca di capire come aiutarci supportandoci. Quindi è una situazione di alta complessità e all'alta complessità si risponde insieme. Ecco, lei ha parlato del bisogno dell'abbraccio, del bacio, dell'affettuosità. Perché si è perso questo meccanismo poi umano È un perché legato al fatto che comunque una delle cose più difficili per il cervello è emettere quello che possiamo considerare la quantità di sfumature dell'amore. Non è facile amare e ci sono degli studi che dimostrano che mentre tutti abbiamo bisogno di essere amati, la capacità di dare amore agli altri è una conquista notevole a livello evolutivo, proprio di specie, di filogenesi. Quindi la scienza ci dà una lettura che potrebbe essere una chiave interessante. Quindi il voler bene probabilmente è più faticoso della risoluzione di analisi matematiche complesse, mi permetto questa battuta, e allora perdere qualche cosa che implica un nostro impegno costante è una cosa che non ci possiamo permettere. E lei è fiduciosa di un ritorno o perlomeno di una, chiamiamola, collaborazione tra figli e genitori? La nostra specie è una specie sociale ed è una specie che ha una fase della vita che si chiama eteronoma, in cui l'avere bisogno dell'altro grande che ci guida è proprio connaturato. Quindi non è che io sono fiduciosa, io ne vedo la secondo natura, la forza secondo natura, e quindi adesso è un momento storico in cui accorgerci di questa fragilità da cui lei ha cominciato le sue domande ci mette tutte nella condizione di fare un po' di, buttiamo via un po' di nuvole e ritorniamo a chiarezza. La ringrazio. A lei. Gentilissimo. Minori e in particolar modo magari con preadolescenti e adolescenti. Abbiamo chiesto a Silvia Boscolo, assessore alle politiche giovanili di Portotolle, il perché di questo incontro. Abbiamo pensato di ospitare la professoressa Lucangeli, che ha accettato il nostro invito, e per questo la ringraziamo, perché è comunque una figura molto autorevole nel suo settore, perché crediamo che sia importante partire e ripartire dai giovani. Il Delta del Po e il Portotolle in particolare stanno vivendo un momento di crisi legato non solo al settore primario, ma comunque anche all'inverno demografico che sta colpendo tutta l'Italia, forse l'Europa, direi, aggiungerei. Per questo vogliamo dare un segnale positivo, di positività. Credere nei giovani è importante, è doveroso, ed è doveroso farlo in rete. Per questo è il motivo per il quale, oltre al Comune di Portotolle, che ospita l'evento e che ha accolto questa proposta, si sono messi a disposizione una rete forte e attiva del terzo settore e tutte le istituzioni che sono e devono essere vicine ai giovani perché il Delta del Po possa crescere. A voi del terzo settore cosa rappresenta questo incontro con la professoressa Lucangeli? Oggi viene qui per parlare insieme con noi appunto di quello che è il futuro dell'educatività e come essere più presenti, soprattutto anche in questo periodo particolare, con minori e in particolar modo magari con preadolescenti e adolescenti. Noi abbiamo, diciamo così, come enti del terzo settore, come cooperazione sociale, abbiamo il compito quotidiano di lavorare insieme con le istituzioni, ovviamente scuole in primis, comuni, piuttosto che fondazioni, in questo territorio in particolar modo, per appunto invertire la tendenza e cercare appunto di creare i cittadini di domani. Ecco, fiduciosi? Molto, bisogna assolutamente, sì.